Si pensa di garantire il reddito netto delle aziende agricole, riducendo al contempo l'impatto ambientale e proteggendo la salute degli operatori, fornendo delle polizze assicurative o dei fondi mutualistici invece di utilizzare degli insetticidi. Questo per malattie a basso rischio con percentuali di danno dell'1, 2, 3%, consentono una buonissima copertura assicurativa e consentono di non trattare intere superfici pur garantendo il reddito dell'agricoltore. Ci sono dati trentennali di superfici non trattate con geodisinfestanti in cui le percentuali di danno sono molto basse, inferiori al danno economico, inferiori all'1%, e qui in superficie di centinaia di ettari per decine d'anni. Le aziende di Veneto Agricoltura, che oggi sono visitate da molte persone, sono completamente non trattate, ad esclusione di alcune strisciate trattate e non trattate con insetticidi per un controllo di lungo periodo, e non hanno nessun problema di investimento. A Valle Vecchia ci sono oltre 100 ettari di mais e questi 100 ettari di mais hanno ottimi investimenti senza aver utilizzato geodisinfestanti. Sempre di più lo strumento assicurativo sarà uno strumento importante e fondamentale nella gestione della propria impresa per ogni agricoltore che si voglia definire in questo modo. La tematica legata alla sostenibilità ambientale diventa sempre più centrale e l'agricoltura vuole fare la propria parte. Quindi produrre cibo buono in quantità e col minor impatto possibile sull'ambiente. Ringraziamo Veneto Agricoltura perché già da tempo che collaboriamo. Dal fatto che insieme cerchiamo di raggiungere degli obiettivi che siano delle opportunità per le aziende agricole. Oggi abbiamo visto una sperimentazione molto interessante, perché da questa sperimentazione si può creare o ipotizzare quello che sarà il nostro futuro. Quale sarà il nostro futuro? L'intervento anche da parte nostra come Consorzio di Difesa per cercare di difendere quel reddito dove comunque a questi attacchi, anche seppur marginali, non utilizzando quei geodisinfestanti che comunemente vengono utilizzati. Tante volte purtroppo le condizioni climatiche si manifestano in modo tale che determinati prodotti non servono utilizzarli, tante volte invece bisogna utilizzarli, l'importante è utilizzarli con conoscenza, perché sembra un farmaco, io lo ripeto, e va utilizzato rispettando le modalità d'uso. Ma un nostro intervento nel cercare di abbinare quelli che sono i rischi produttivi con un sistema mutualistico, ecco, io voglio utilizzare il termine mutualistico perché a livello Regione Veneto stiamo lavorando e abbiamo lavorato e abbiamo dato delle risposte con un sistema mutualistico dove paghiamo ciò che comunque viene a mancare a causa di. Oggi l'imprenditore è chiamato ad essere attento anche all'ambiente e al rispetto, quindi questo va per il bene del consumatore. Friuli e Veneto si sono messi assieme, collaborano e hanno costituito questo fondo di mutualità che aiuterà gli imprenditori ad ovviare questi tipi di problemi senza utilizzare degli infestanti, dei disinfestanti che potrebbero magari andare a creare delle problematiche, vedesi appi e quant'altro.